Una buona sera, siamo a Giavons di Rive d'Arcano perché da qui questa sera trasmetteremo lo scrigno odierno. Un esempio, un gran bel esempio di civiltà contadina. Sapete che io dico sempre da dove nascono le nostre trasmissioni, nascono dal fatto che casualmente qualche settimana fa ho incontrato il signore che sta alla mia destra, che è il consigliere comunale Topazzini, al quarto motoraduno nazionale a Udine in piazza Maggio, e lui mi ha detto: sai che c'è qualcosa di importante da raccontare a Giavons. Ho detto bene? Perfetto, Giavons di Rive d'Arcano, frazione piccolissima, comunque ha il suo spessore anche questa piccola frazione, 200 abitanti, però è un luogo pieno di storia e di storie. Topazzini, che cosa c'è qua intorno? Qui intorno siamo all'interno della corte del museo di Titetamon, sarebbe aspetta che Buttazzoni, scusate. E lui da più di 30 anni sta recuperando tutti questi articoli, questi oggetti, questi accessori di lavoro, di storia, di qualsiasi cosa, e in 30 anni ha accumulato una cosa talmente grande che ha dovuto acquistare una casa per farne un museo proprio. E noi siamo qui assieme a Paolo Bassi per mostrarvi e a raccontarvi questo museo. E guardate la pianura friulana, i colori che offre nonostante la carenza di acqua. Poi però abbiamo anche Topazzini, uno storico che ci parlerà di una via particolarmente importante. Certamente, abbiamo la fortuna di avere con noi Venuti Carlo, che ci racconterà la storia della via dei mulini. In questo luogo, in questo comune passa il Corno, passava già ai tempi remoti antichi, e in questo sito si era costruita questa roggia in cui erano presenti moltissimi mulini che sfruttavano la forza motrice dell'acqua. Questo lo aveva fatto diventare un luogo di interesse agricolo primario, perché all'epoca i mulini erano la punta di approvvigionamento delle materie prime per il mondo rurale che viveva in quell'epoca. Ecco. Allora Topazzini ovviamente starà con me, c'è anche un assessore, so che si chiama Michela Nicli, con delega. Io sono assessore alla pubblica istruzione, ambiente e territorio. Quindi i bambini da queste parti, gli studenti ci sono passati? Gli studenti ci sono passati, in particolare sono passati al mulino Nicli, che è il vecchio mulino appunto recuperato e restaurato dalla famiglia Nicli, che ha rimesso in funzione la macina interna al mulino e che sta organizzando tutta una serie di eventi che promuovono appunto l'attività della muratura e che hanno coinvolto anche le scuole, che coinvolgeranno anche le scuole con attività legate proprio alla pratica. Allora la Nicli rimane qui anche lei, ma torneremo subito da entrambi, e vorrei mostrarvi questa tabella mosaicata, caditite robis dal passato per riguardare i nostri radisi. Insomma, questo è il biglietto da visita per chi insomma varca questa soglia, e tanto per dire che cosa trova e perché è stato realizzato questo edificio, senza oltraggiare il passato. Vedete il sasso faccia a vista e poi dietro quei fiori, se non mi sbaglio dovrebbe essere la ruota del mulino o un volano. E invece questi sì che sanno far girare le note. Voi siete? I Revi Folk. E siete di? Siamo qui, io sono di Giavons e il mio collega è di Udine. Il vostro nome? Revi Folk. Giovanni e Moreno. E Moreno. Vedi, lui insisteva per un discorso di marketing, Revi Folk, ma c'è per entrambi, cari amici, anche un nome di battesimo, quindi torna a dirmi il tuo nome. Moreno. Non ha detto Revi Folk, Moreno e Giovanni. E ci fate sentire Cence Pinsirs, anche perché vedo sullo sfondo anche un certo Persello che è qui per una buona causa, ma Persello credo che avrà qualcosa da dire anche rispetto a queste due duplici strutture a Giavons. Andiamo con Cence Pinsirs.
Bene, si può fare anche un applauso, assessore, eccoci qua. Allora, noi però, mentre il duo, come si chiama? Revi Folk. Se non l'avete, Revi Folk, siete anche su Facebook? No, per il momento no. Bisogna Devo andare, organizzarsi. bisogna organizzarsi, e quindi Revi Folk. Mentre suonavano Cenci e Pin Sears mi guardavo intorno e qui veramente non manca niente. Le pannocchie, di fatto in maturazione, la vigna che presenta ancora acini piuttosto verdi e aciduli, ma anche questa è in maturazione, e questo è l'erpice che veniva un tempo trainato da forza animale, e questo, se non ricordo male, è il rullo che forse serve per spianare prima o dopo la semina. Non voglio dire stupidaggini, quindi avevo detto giusto, dopo la semina. E Bassi, vedete che inquadra questi pezzi di museo. E ancora vedete questa casa dove sono custoditi veramente decine e decine di attrezzi dei vecchi mestieri, qualcuno ripristinato. E qui invece, guardate, qua c'è un seghetto, chissà, una morsa, e quindi veramente questi sono pezzi che avranno almeno 50, 60, 100 anni, chissà. È il momento, cari amici, di fieste? Fieste. Quant'è che suoni la fisarmonica? È un 30 anni, più o meno. Come inizia la passione? Ma chiaramente da piccolo, avendo anche avuto un avo che suonava e praticamente un cugino che l'ha fatto di professione, e mi hanno invogliato ad entrare nel mondo della musica. E lei invece? Invece io ho cominciato da piccolo, diciamo 5-6 anni, armonica a bocca, chitarra, fisarmonica, un po' di tutti gli strumenti che venivano regalati sempre a Natale, così ho cominciato a suonare, ho imparato orecchio e da lì sono arrivato a 73 anni. Ecco, lei mi ha anticipato, ma la prima chitarra chi te l'ha regalata? La prima chitarra me l'hanno regalato mia sorella che lavoravano a Roma, e lì mi hanno fatto fare la scelta, una macchina fotografica o una chitarra. E io ho deciso per la chitarra, da quella volta è stata quella. Ecco, se osservate nel primo piano del nostro Bassi, questo signore potrebbe essere scritturato per un film del West. Nel West ti manca solo il cavallo e gli stivali. Perfetto. Quindi possiamo andare con Fieste. Grazie a questo duo. Tra l'altro,
Tra l'altro, io mi sposto da questa parte e io li definisco il ben di Dio, perché questi sono, se non ci fossero loro, per noi di Telefriuli, poco potremmo fare, quindi io vi ringrazio per la vostra presenza e chiuderei questa parte con questo incantevole campanile, il campanile di Giavons. Guardate quanto piccolo e intimo, e a Trieste si diria quanto coccolo che il è, quanto coccolo, ma qua siamo in provincia di Udine. Sa dove andiamo, Assessore, adesso? Dove andiamo? Secondo lei? A visitare. No, Pubblicità. ah, sì. A tra poco sulle immagini del nostro Bassi. Seconda parte dello scrigno, adesso ci siamo spostati, siamo in questo sottoporticato, sono con Tite, ovvero sia Giobata Buttazzoni, siamo sempre ovviamente a Giavons. Allora Tite, ci diamo del tuo o del lei? Del tu? Allora, mi puoi spiegare intanto quanto ci hai messo per riempire questi muri? 30 anni, un po' alla volta, un po' mi portano, un po' ne avevo e piano piano. Da dove nasce questa passione? Ancora da ragazzino, perché mio padre era falegname, aveva tutti gli attrezzi, io li ho messi da parte e dopo piano piano tanta roba donata anche di... Senti, da questa parte, giusto? Non è che dobbiamo... Vieni qua così lasciamo che il nostro Bassi riprenda. Che cosa abbiamo? E quella è una binta, no? Cos'è la binta? Una volta caricavano la ghiaia nel tagliamento sul carro con i cavalli. Quella lì? Sì, e per scaricare dove portavano la roba mettevano sotto il carro e si ribaltava senza fare sforzi, no? Senza far fatica. Senza far fatica. Dopo quelli lì sono cose di cavallo, ne hanno portato uno di Bergamo, il Comat. Il Comat, quello là per fare le scope, i contadini facevano... Che è questa Sì, qua? quelli lì. Okay. E poi quella là è una trappola per il topo. Sì, topo sì. E questi che sono seons. Sì, tagliano le legna, no, sui cavalletti e uno per parte, col bottiglione vicino. Che non si sa mai che manchi un po' di liquido. Sì, anche per ungere, no? Questi li hai usati anche tu? O... Sì, quasi tutti usati. Quasi tutti. E queste sotto sono le bici dei tuoi nipoti. Come si chiamano i tuoi nipoti? Ce n'ho 3. Ilaria, Alessia e Emma. Ma da buon nonno hai spiegato cosa servivano questi attrezzi? Tutti no, perché sì, è difficile spiegare che dopo il ragazzo tenga a mente, insomma. Se tu dici non stinga pratin di massa. Sì, insomma. Senti, tua moglie dov'è? Qua, Si vicino. chiama tua moglie? Angelina. Angelina, venga. E anche lei è merito suo, perché mi ha aiutato molto. Ma sei più geloso di questi attrezzi o di Angelina? Quasi uguale. Beh, sono soddisfazioni, signora. Sì, mi fa piacere sentirlo dire. Quant'è che condividete la vita e gli attrezzi? Allora, ho dovuto anche adattarmi perché o ci si divideva o adattarsi, quindi un po' pulizie, un po' a sistemare, organizzare l'ordine, insomma ci si aiuta. Lei di dov'è? Io sono nata in Belgio, però i miei genitori di Giavons, tutti e due. Anche perché sentivo questa che è tipica del Belgique. Di che zona del Belgio? Liegi. Liegi. Bella differenza fra qua e Liegi. Sì, sul momento quando sono arrivata mi ha fatto un grosso shock, poi adesso no. Va Per bene. me è passato tutto. Si è trovato Tite, signor. Già. E chi ha fatto il primo passo? Non mi ricordo. Beh, una bella Forse risposta. mezzo per ciascuno? Vabbè, lei la sa lunga. Senti, e questi attrezzi invece me li conosce anche lei ovviamente. Sì, li conosco, però non li ho usati, ecco, quindi conosce più lui. Tite, questi erano altri attrezzi di fatica. No, non erano fatica, erano più questi, insomma, ma attrezzi normali. Comunque sono tutti attrezzi che si Sì, usano. tutti servivano per il fieno, per tante robe, no?
Questo rastrello, scusa, questo rastrello piccolino a che cosa serviva? Sempre per l'orto, per le foglie, lì per tagliare il fieno, qua per appendere i secchi nel pozzo, prendere l'acqua. Rimostralo un'altra volta Paolo. Quindi questo serviva per... Il secchio, se andava giù a prendere, se no scappava, no? Allora, per terra sull'acqua o l'urina, una volta ogni casa aveva il gabinetto fuori, la vasca, mica come adesso. Tre bagni in una casa. Senti, e la zappa? Ovviamente questa è sempre roba di orto. Sì, è roba di orto. Allora, fermati qua. Ecco, questo che cos'è? Sono pochi che lo sanno. Questi era per una volta le biciclette, una volta anche adesso sanno i raggi e le moto, anche per raddrizzare il rotondo, no? Ogni raggio. Sì, Quindi era per i riparacicli sì, questo. Le ruote sono rotonde Per calibrarle. per calibrarle. Allora, mentre il nostro Bassi continua a riprendere questa parete, Assessore, i libri di storia vanno assolutamente bene, però credo che per i bambini questo sia un toccasana. Altro che quando si viene qua si entra proprio in un'altra epoca, in un altro mondo e in un mondo sconosciuto anche per me, che insomma non sono proprio giovanissima. È bellissimo ascoltare i racconti di Tite, la passione che ci ha messo per realizzare questa collezione, una collezione che è sua ma anche appunto di oggetti che gli sono stati portati, perché sanno che è una persona che ci tiene, che li rimette anche a posto, certe parti è in grado anche di risistemarle, per cui ascoltare cosa serve ognuno di questi pezzi, qual è il loro nome in friulano, quali sono i mestieri che ci stanno dietro, è veramente appassionante per noi e anche per i bambini. Che lavoro c'è attorno? Questo può diventare anche un bel volano anche per il paese, no? Assolutamente sì, questa è una collezione privata, però noi siamo intenzionati a valorizzarlo perché c'è proprio un patrimonio storico e culturale molto molto grande. Il Comune di Rive d'Arcano ha appena terminato un progetto Interreg di valorizzazione turistica dei cosiddetti siti minori, cioè i siti che non sono attraversati da flussi turistici importanti, ma comunque si sono svolte delle attività e delle iniziative appunto mirate alla promozione del territorio, tant'è che anche qua questa è stata la sede di uno degli ultimi appuntamenti che ha coinvolto appunto anche il Mulino Nicli, grazie all'operato dei Servi di Scena, l'associazione che ha realizzato questi eventi, e si è realizzata appunto e si sta continuando a fare perché andrà avanti per tutto il mese di luglio, nelle domeniche di luglio, questo percorso che parte proprio da questo edificio con le visite anche dell'edificio che avete visto a fianco, che è pieno anche quello di strumenti e di attrezzature, e poi si snoda lungo l'antica via Arcano di cui poi ci parlerà Carlo Venuti e che porta appunto al Mulino Nicli. Topazzini, qui lo ricordava l'assessore, è un museo che può essere usufruito dalle persone della zona, ma può diventare un'ottima attrattiva anche per chi non conosce Giavons di Rive d'Arcano. Certamente, il Comune sta spingendo in questa direzione perché un patrimonio del genere ha bisogno di essere divulgato e questi attrezzi che ormai sono scomparsi perché non si trovano più da nessuna parte se non nelle discariche, messi così in mostra da una cura certosina come fa Tite Tamon, d'altronde si chiama così il suo soprannome, merita per forza che noi abbiamo l'obbligo morale di portare avanti questa storia, perché questa è la nostra storia. Qui tutti vivevano di agricoltura ed è stata per noi l'agricoltura la fonte di reddito fino a pochi decenni fa. Ora l'industrializzazione ha un po' cambiato le cose, ma ultimamente ci stiamo accorgendo che forse non era proprio la via giusta. La via della modernizzazione è importante, però anche conservare l'antico e le tradizioni sono altrettanto importanti. Tite, scusami, Tite Tamon, che è Tita Timone, no? Ma per certo che il sorello... Erano i nonni, il nonno non so io. Ma se il fasevi il nonno? È Casaro. Ma col Temono là? Mi ricordo questa storia. Lei che soprannome ha, assessore?
Io? Un soprannome? Beh, di famiglia. Consine da una parte e Ravotane di che altre. Sono i due soprannomi della famiglia, di mio papà e di mia mamma. Scusa, Consine è? Ravotane. E vuol dire? Consine deriva dai Concina, è un cognome, è un epiteto diffuso in questa zona. E Ravotane si perde nella notte dei tempi, non saprei. Grazie. Allora, noi adesso potremmo fermarci con un po' di anticipo, andiamo in pubblicità e poi vorrei andare da Persello e da un'altra persona che è qui per riflettere su quello che vi avevamo mostrato fino a pochi minuti fa, ma anche per raccontarvi di un evento. Terza parte dello scrigno e vedete, questa è tutta gente che è originaria di Javons ma che per vari motivi ha lasciato questa terra ma appena può torna. Come questa affascinante signora seduta sulla sedia, lei sta benissimo, è proprio all'aria fresca. Ma anche io lo conosco, si è fatto bene adesso, è fatto buono. Quindi sono un po' migliore. Sono un po' più affascinante, signore. Vi farò un bonifico a tutte e due. Brava, brava. Ci peso qualche chilo in meno, ma ho dovuto. E lei invece è di Javons. Sì, sì. Vive dove? Vivo a Bollate. Milano. Contenta di star là? No. E perché non torna? Perché sono stata qui, dopo ho avuto gli occhi che vedono poco, allora ho dovuto... Che cosa ricorda dell'infanzia passata a Javons? No, io ero di Rodeano Alto, sono nata là. Dopo sono venuta a abitare qua. Ma e com'era all'epoca? Era tanta gente, abitavo via Viotta là io, Rodeano. Eravamo tanti bambini, adesso non c'è più nessuno. Che cosa le piaceva fare all'epoca, signora? Dove giocavate? Giocavamo per la strada col coltello, coi sassi, si giocava. Vi accontentavate di poco? Sì, non c'era nient'altro. E lei invece è di qui? Sì, io vivo qui, nata e vivo qui. E com'è la vita a Javons? Ma io mi trovo bene, non la cambierei. E guardando quegli attrezzi che pensieri si fanno? E che ho fatto anch'io all'epoca, quando mio papà faceva l'agricoltore, che lo aiutavo nei campi. E diceva sempre sì? Mi rompeva un po', ma si doveva fare. E quando ha cominciato a frequentare la campagna? Oddio, io penso che ci portavano già a 6 anni, penso, sa. E non si discuteva? E non si discuteva. Lei sembra che sia Caorle, Chiapalsorelle, Sì. E lei invece di dov'è, signora? Io sono di Cisterna, però ho sposato il Topazzini Deni e quindi... Topazzini, Deni? lei vuol dirmi il consigliere? Sì. Ma com'è a casa? Un fiume in piena? Sì, proprio. Cioè, io mi sono dato una risposta che già avevo, ma è merito di Topazzini se noi siamo qua. Certo, è lui che ha organizzato un po'. E quest'uomo è molto briatore, no? Guardi, lei da dove arriva, scusa? Da qua? Ma da piccolo utilizzava anche lei gli attrezzi che ci ha mostrato Tite? Sì, io in particolare ho fatto il casaro e ho imparato che c'è la latteria qua sotto. Venivo a portare il latte la sera e mi fermavo col casaro che era Pieri Minciot e lì stavo ore e ore perché no. Sì, e io scugnavo stare lì a ascoltarlo per un bel pezzo e dopo andavo a casa. Senta, com'era la vita in caseificio ai tempi? Lì sul caseificio c'è la storia, c'era la vita del paese, era in caseificio. La sera tutti, difatti, tanti si sono conosciuti l'hanno partallato la sera, no? Sì, giusto? Sì. Era una cosa completamente diversa. Tutto il paese portava il latte sera e mattina, quindi era un posto di aggregazione, insomma. Il casaro era importante, adesso sì, non è più così, insomma. Allora noi adesso ci spostiamo e andiamo dai suonatori che si sono spostati e io li ringrazio, che
Che cosa ci fate sentire adesso? Allora, Mariza. Grazie, grazie di cuore. Noi adesso ci spostiamo perché vorrei andare dal buon Persello, che assieme a una persona che probabilmente, chissà, forse, ma sicuramente sì, avrà un riconoscimento, ma lì ci fermiamo per la sua bontà. Allora intanto, caro Persello, che pensieri si fanno davanti a quello che è una sorta di museo privato della civiltà contadina? Qui non è un come eravamo, assolutamente no. Qui è un come siamo, perché da qui le radici in questo luogo sono profondissime nel terreno, come le radici del popolo friulano. E quindi la considerazione è che qui si sta bene, qui si vive bene. Le immagini che manderete, immagino, saranno immagini graditissime, anche perché arrivano dalle mani di una persona che tutta la vita ha recuperato i mestieri di un tempo. Lui faceva il parchettista, da quello che ne so, i mestieri di un tempo, e mi spiegava prima che ha appena finito un lavoretto questa mattina. Sarebbe bello poterlo vedere. Le sue mani hanno appena compiuto un'opera d'arte, l'ultima questa mattina. Qui si respirano le radici del popolo friulano. Chi è questo signore? Questo è Luigino Missiot, in arte Missiot. Lui è da anni a San Daniele, a casa sua. Ha inventato una festa che parte dal suo cortile. La festa si chiama I Due Pistoni, poi nel suo cortile i partecipanti a questa festa non ci stavano più e la festa è decollata in un modo strepitoso. È una festa particolarissima.
logicamente si mangia, si beve, si sta bene, si ascolta musica, si ascoltano operazioni teatrali particolarissime, ne parleremo magari dopo un attimo, ma soprattutto c'è una grande esse di solidarietà. Cro di Aviano è appena arrivato questi giorni a Luigino un attestato che è un qualcosa di veramente merito di tutti quelli che partecipano. Particolare. E anche qui, anche alla festa di Luigino Messiot, ai Due Pistoni col suo consiglio di amministrazione, si respira aria di solidarietà, che poi è, tornando al popolo friulano, è la generosità del nostro popolo. Noi per generosità non siamo secondi a nessuno. Vogliamo parlare di donazioni di sangue, donazioni di organi, primi al mondo. Le donne friulane sono prime al mondo per donazioni di cellule staminali dal cordone ombelicale, solo che non lo si sa e qui scatta un difetto del popolo friulano, parla troppo poco di se stesso. Minciotti, no? Minciotti, che cosa succede a San Daniele? Succede ogni anno il primo weekend di agosto che facciamo questa festa per beneficenza al CRO e non ci siamo fermati neanche nei 2 anni di pandemia. Abbiamo cercato di racimolare qualcosa, noi al CRO doniamo attrezzatura, macchinari, quello che serve, quello che riusciamo a prendere, non diamo i soldi, il denaro non viene dato. Racimoliamo in questi 3 giorni di festa, partecipano. Grazie a tutti quelli che partecipano, i gruppi che suonano vengono tutti gratis, le persone che danno una mano volontaria, mi dà una mano, diciamo, tante gruppo di Fagagna, di Muris, la Proloco di San Daniele, il comune di San Daniele mi dà una mano, mi danno una mano tantissime persone di ogni paese anche vicino. Ci aiutano tutti per questa festa di beneficenza. Due Pistoni Day, che cos'è? C'entrano le moto? Sì, è un accenno alle moto, però non solo alle moto. Infatti quest'anno facciamo il sabato sportivo dove partecipa anche Bruno Pizzul e verranno dei campioni anche olimpici che adesso non faccio i nomi, che è bello se venite, se partecipate alla festa. Il sabato 6 agosto sarà il sabato sportivo chiamato, abbiamo per diversificare, perché sennò venivano tanti personaggi con le moto e mi dicevano: Misiot, io non vengo perché non hai la moto, ma la festa è nata con un gruppo di motari, però la festa è aperta a tutti. Senti, Minciotti, che attrezzatura avete acquistato al CRO di Aviano? Abbiamo acquistato, adesso io non... per la riabilitazione? Allora, negli ultimi 4-5 anni abbiamo sponsorizzato l'area della terapia del dolore, che ci ha fatto le congratulazioni l'altro giorno il dottore che segue, che è il dottore, adesso purtroppo non... Il dottore. E abbiamo sponsorizzato il 90% dell'attrezzatura noi dell'associazione Due Pistoni, che siamo piccoli insomma, ma cerchiamo di dare una mano il più possibile. Okay. E quando è iniziata l'organizzazione di questa festa? La festa è iniziata diciamo nel 2013, 12 o 13, adesso non mi ricordo bene, perché abbiamo cominciato prima, purtroppo perché si è ammalata mia moglie. Io la portavo via al CRO, ho visto che mancava qualcosa, allora dicevo ai medici, agli infermieri, ma non possiamo collaborare. Ho cominciato a fare la festa nel cortile, racimolando qualcosa, e abbiamo collaborato nelle prime attrezzature. Abbiamo donato banchi da lavoro da ospedale, i mobiletti nel reparto oncologia, poi dei ecografi, quello che serve, insomma. Io vado giù, loro mi fanno un elenco, io tante volte dico, perché mi chiamano quel dal Cumbinin, perché io dico, ma riusciresti a fare, mi dicono, questa donazione? Io guardo e dico, faremo più feste, ma i Cumbinin. Senti, il nome di tua moglie? Alma, si chiamava Alma. È mancata purtroppo, e difatti questo attestato anche di merito lo dedico a lei e a tutti quelli che mi danno una mano. Quando è volata via tua moglie? Nel 2015, il 6 settembre del 2015, aveva appena compiuto 50 anni.
Beh, un pensiero a Alma che ci guarda sicuramente dà la sua e grazie di cuore per quello che fate, che fai con l'associazione Due Pistoni. C'è questo signore ma c'è tanta gente intorno. La terza parte la chiudiamo così con questo bel gesto di come hai detto? Michiot. Quindi con Michiot. Minciotti, ma lui vuole farsi chiamare Michiot perché è diventato artista anche Michiot. E infatti il gruppo teatrale è nato l'anno scorso con un primo lavoro, Un viaggio per l'aldilà, un lavoro incredibile, dove non riusciamo a tenere le richieste di repliche. E adesso stasera abbiamo prove sul nuovo lavoro, dove Michiot e Vanni Rugo, due sandanielesi, filosofeggeranno poeticamente, ma sempre con un discorso sottinteso di grande solidarietà. Pubblicità e poi ripartiamo con la quarta parte e con il consigliere regionale Lorenzo Tosolini. Quarta parte dello scrigno, iniziamo con la musica e con un brano che non ha bisogno di presentazioni, Rosamunda. Grazie ancora a questo duo. Adesso io mi sposto da questa parte dove trovo questa donzella accomodata su questa sedia in legno. Posso anche alzarmi, Stia comoda. Lei quanti anni ha? 82. Ma lei è di qui? Io ero di qui, ma sono a Verona adesso. È più 40 anni che sono a Verona. Quindi lei torna quando vuole? Sì, sempre, tutte l'estate. Qua si sta bene. E io il Friuli non lo posso dimenticare. Da quant'è che è nella città di Romeo e Giulietta? 40 anni. Perché è andata là? Perché ha trovato il lavoro mio marito, lavorava con l'Olivetti e l'hanno spostato a Verona e così siamo andati là. Ma ai primi tempi è stata una tragedia,
per me e per mia figlia. Non voleva saperne di stare a Verona. Quando la portavo qua in Friuli, la grande, la Cecilia, quando la portavo, abbracciava sua nonna, nonna tieni qua con te. Piangeva che non le dico, dopo piano piano si è abituata. Invece sua sorella diceva, basta vivere. Senta, ma cosa le manca di più? Alle sue spalle c'è il suo passato, no? Sì, tutto mi manca, il clima, la gente, le amicizie. Io non ho nessuno là, qui ho le mie amiche. Ha WhatsApp? Ah no, io quelle cose li guardi. Quindi vi sentite al telefono? Sì, sempre per telefono. Anche le videochiamate? Neanche quelle. Cominci, no? Io sono i miei nipoti, vieni nonna che ti insegna, ma io alla mia età cosa vuoi? Non gliene frega, così vede le sue amiche a Javons. Sì, ma... Mi promette che impara? Senz'altro. Scusi, è così. Senta, cosa fa da mangiare quando è a Verona, pensando al suo Friuli? Tante cose, il frico, dopo la brovada, quando viene mio genero che fa il morco. Oddio, come si dice? Vai a controllare i lavori, come si dice? Fa il direttore dei lavori? No. Fa l'ispettore? Ispettore, ecco, non mi veniva il nome. Ma senta, sulla tavola 50 anni fa a Javons, cosa non mancava mai? O non era noi di mangiare? Miserie, calciave da paese. Ma che scherziano, che mia mamma povera tante volte saltava la cena per darcela a noi. In 5 eravamo, lavorava solo mio papà, si figuri. Ancora faceva il manovale. Miseria e basta, però eravamo contenti. Lo stesso. Adesso sono meno contenti. Adesso è una gioventù che lasciamo perdere. Solo pretese. Ecco. No, per quello eravamo sempre contenti. E poi, non so se si ricorda Dennis, c'era mio fratello il primo, andava a dormire cantando, tornava a alzarsi cantando. Come si chiamava? Zil. Ecco, a Javons manca tanto, vero Dennis? Posso inserirmi un attimo? Sì, senti qua. La sua famiglia è una famiglia che io ho sempre invidiato, perché d'estate loro che abitavano a Milano, chi a Verona, chi a Messina, si ritrovavano tutti a Javons in una casa che adesso potrebbero starci 3 persone, si ritrovavano in 15-20 a dormire dappertutto, in tutte le parti, ed era una famiglia talmente unita che era bellissimo solo sfiorarli, perché respiravi veramente la famiglia di un tempo, che si ritrovavano in questo luogo, era una cosa fantastica, invidiosa. Tutti d'accordo. Sì. Vi volevate bene? Certo, tanto anche, mamma mia, la miseria fa venire brava la gente. Questa è una cosa che io sposo totalmente, signora. Sì, dopo siamo sistemati tutti, abbiamo le nostre case, siamo lavorato, sacrificato, eravamo contenti, ecco. Dopo facciamo un selfie, posso? Come vuole. Dopo, quando finiamo, facciamo un selfie, tengo di ricordo. Io vado dal consigliere regionale Lorenzo Tosolini, che ringrazio per la presenza. Allora, che pensieri si fanno? Sentendo il passaggio della signora 82enne, quando c'era la miseria eravamo più contenti. Ma sì, anche perché eravamo tutti allo stesso livello, non c'erano differenze. Nel paese, come nel mio paese, eravamo tutti uguali. Di solito le donne vedevano della casa, della stalla, dei campi, e gli uomini a fare i muratori, i manovali. E quella era la vita. Ed era per tutti, insomma, senza grandi distinzioni. Poi è cominciata l'istruzione, la scuola, e alcune cose sono migliorate, però magari nel tempo si è perso qualcosa, la capacità di stare assieme, anche di sopportarsi, insomma, e di saper accettare la diversità dei caratteri. La solidarietà delle grandi famiglie, delle famiglie numerose, facevano miracoli.
ecco, e sapevano adattarsi, sapevano accettare tutto quello che succedeva e veniva preso forse con una filosofia più positiva. Adesso non si accetta la malattia, non si accetta la morte, non si accetta la sofferenza, mentre una volta c'era questa grande capacità di accettazione e di sopportazione, che non voleva dire che erano rassegnati, ma sapevano cogliere l'attimo della vita così come veniva offerta, vissuta al massimo, ecco, con grandissimi sacrifici. Come diceva la signora adesso, anche saltando la cena per darla ai figli. Questo è una cosa che nella famiglia dei miei nonni ho sentito anch'io, anche se diciamo, il fatto di avere una stalla, delle mucche, comunque garantiva una sopravvivenza, però certamente non era il benessere che hanno adesso i nostri figli. Tosolini, visto che sì, fa il consigliere regionale ma fai anche l'insegnante, qualche tour non solo ai ragazzini delle elementari in questi luoghi non sarebbe una brutta cosa? Allora credo che i bambini e i ragazzi da adesso non sappiano quasi nulla di queste cose. Io guardavo gli oggetti che sono appesi e ricordavo la mia infanzia, ricordavo mia nonna, mia zia, le bilance, gente che andava in piazza a Udine a vendere la verdura, il cestello per la verdura fresca, per la verdura cotta, e tutti strumenti che erano il nostro quotidiano, l'aratro, poi per spremere l'uva, le seghe per tagliare gli alberi, sono tutti strumenti che io ho visto adoperare nel mio paese, nei miei familiari. I ragazzi da adesso dovrebbero imparare, immaginare la fatica che veniva fatta per far funzionare queste seghe enormi, il sacrificio, la capacità di lavorare dall'alba al tramonto, ciò che i nostri giovani non sono capaci. Chi è carente? Siamo carenti un po' tutti, in primis la famiglia, perché non insegnano il sacrificio ai nostri figli. I ragazzi di adesso non sanno fare sacrifici, pretendono magari quando vanno a lavorare di avere già uno stipendio adeguato. Nella realtà tutti noi abbiamo fatto un periodo di noviziato, l'apprendistato è fondamentale, l'importante è che poi il padrone non ne approfitti ovviamente, però la capacità di sopravvivenza, la capacità di adattarsi anche al sacrificio credo che sia fondamentale in una società. Ecco. Le grandi società che crescono adesso crescono perché i giovani sanno fare sacrifici. Adesso l'Oriente è un problema, proprio per questo culto del lavoro che loro hanno sempre avuto, e di conseguenza questo ci porta in degli svantaggi evidenti. Grazie a Lorenzo Tosolini, consigliere regionale, per questa opera di testimonianza. Noi adesso andiamo in pubblicità, chiudiamo qui la quarta parte e abbiamo un altro luogo da mostrarvi. Quinta parte dello scrigno, abbiamo cambiato luogo. Questo è un edificio suddiviso su 3 piani e Renzo Di Giusto questi luoghi e soprattutto questi attrezzi a Giavons di Rive d'Arcano li conosce molto bene. Sì, anche perché il nonno era fabbro ai tempi. Praticamente cosa faceva? Zoccoli, le ferre per i cavalli, per le ase di qualcuno. In particolare ovviamente li ho visti anche da piccolo, perché sia il nonno che poi dopo anche alla mia età giravano questi attrezzi. Per esempio questo è un primo cacciavite, uno fra i primi cacciaviti automatici, diciamo, no? Girando, avvitava. Poi è capitato questo già più automatico, reversibile questo, mentre questo era un attrezzo più che da fabbro, era da muratore e serviva per i pavimenti, per livellare. Più che per livellare, per bucherellarlo in modo da non scivolare, tanto per capire. Questi erano morsetti appunto da fabbro, che usavano proprio i fabbri.
piccole codine che usavano più che altro gli orologiai ai tempi anche. Poi c'è per esempio un vecchio, il padre proprio dei Cacciaviti, non è Cacciavite, no, per la verità. Era un attrezzo particolare, adesso onestamente mi sfugge, non so. Dopo vieni, aspetta che andiamo... Vieni da questa parte, che cos'è? Così ce l'ho. L'ho già fatto vedere prima là, è sempre per i raggi della bicicletta, per registrare, sì, per tirare, vitare, insomma, mettere a posto. Giobatta, l'ultimo pezzo che hai aggiunto in questo museo? Venerdì questo, è qua. Lo prendiamo. Adesso. Me l'ha portato una signora di Cisterna, non l'avevo mai visto neanche io. Questo cos'è? È per il fieno. Veniva il carro, scaricavano il carro, dopo per togliere la sera, facevano così, tagliavano pezzi di fieno. Questo cos'è? Mai visto neanche io. 80, 100, quanti anni ha questo pezzo? 80, 100 anni sicuro. Anche tanti non hanno mai visto, sì, non hanno visto. Quante volte entri in questa casa? E d'estate ogni mattina. Vieni a dare il d'inverno no, perché è freddo. Quindi vieni a dare il buongiorno agli attrezzi? Sì, no, buongiorno, è sempre da pulire o qualche cosa. Come si chiama quel signore dall'altra parte? Come signore? Come si chiama? Ecco il signore là? Venuti. Di nome? Carlo. Allora, io passo da questa parte. Carlo Venuti è uno storico della zona. Con un aggettivo, come definirebbe questa struttura? Eccezionale dal punto di vista antropologico e anche dal punto di vista informativo per la storia, per i ragazzi, per la storia della civiltà friulana e non solo, insomma. Quanto si sa di questi luoghi? Pochissimo, assolutamente poco. Ci sono così luoghi abbastanza frequentati, comuni, ecco, come, non so, Chiese Coccel di Fagagna, oppure il museo del museo antropologico dell'Università di Udine, di Pagnacco, ecco, a Pagnacco. Ma di questo luogo, io l'ho visitato 3-4 giorni fa, sono rimasto veramente sconcertato, anche perché certi aspetti sono interessantissimi e assolutamente importanti per spiegare il fenomeno dell'economia antica e anche meno antica. Insomma. Ecco, Venuti, prima l'assessore ha usato il termine si perde nella notte dei tempi. Qui veramente si va tanto indietro. Sì, si va al 1200 per quanto riguarda i documenti. Per quanto riguarda i documenti scritti, per quanto riguarda i documenti archeologici, si va perlomeno al Neolitico, insomma, no? Per arrivare ai Romani con l'importantissima scoperta del 1980 della necropoli della Cava, che è proprio un sito archeologico del I secolo d.C., conosciuto in sede storica da tutti praticamente, sulla strada delle colline, quindi sulla strada collinare di Giavons, che è parallela poi alla strada dei mulini, alla mulinaria cosiddetta. No? Ecco, qui guardando questi attrezzi esposti domina la scena la manualità dell'uomo. Sì, c'era l'attrezzo, ma c'era anche la manualità dell'uomo. Questo si è un po' perso. Si è perso, ecco, diciamo l'importanza di questo sito, di questa esposizione sta proprio nel fatto che il titolare l'ha divisa anche per funzioni, no? Quindi sì, prima Renzo ci faceva vedere certi attrezzi da falegname, poi ci sono gli attrezzi agricoli, come subito vengono agli occhi, ma se si girano un po' le sale ci sono anche gli attrezzi inerenti alla vita comune, alla vita di ogni giorno, quindi all'economia domestica, perché l'economia non la fanno solo i lavoratori esterni, ma anche le donne. Ecco, quindi anche le donne lavorando in casa, ecco, fanno economia e facevano economia.
Senta, non si tornerà indietro, ma qualche volta verrebbe da dire si stava meglio quando si stava peggio. Ma io non credo in questi aforismi, ecco, io credo che si debba andare avanti, anche se si deve andare indietro per molti esempi. Ad esempio, restando in luogo, ecco, nei mulini. Ecco, i mulini qui generalmente erano da 2 a 4 ruote. C'era l'obbligo, imposto prima dal patriarca e poi dopo il 1420 da Venezia, di usarne una sola ruota quando c'erano le siccità come adesso. E, le assicuro, stando ai documenti, molti sono conservati anche nell'archivio storico della Guarneriana, proprio documenti locali, le assicuro che c'era una sorveglianza veramente efficiente, ecco. Per cui ogni fenomeno atmosferico, eccetera, veniva registrato e si agiva di conseguenza. Noi ci fermiamo perché vorrei salire di un piano, perché vogliamo mostrarvi altri attrezzi della casa di Tite. Siamo saliti di un piano, torno dall'assessore, qui insomma mandiamo indietro un po' la macchina del tempo e questa non è una tavola apparecchiata, ma c'è tutto l'occorrente delle famiglie numerose di un tempo. Sì, esatto, qua si possono vedere un po' più che gli attrezzi di lavoro, gli attrezzi di casa, no? Gli attrezzi di casa che vanno dagli oggetti che si utilizzavano sulle tavole, anche oggetti invece che si utilizzavano per il divertimento. Dopo ci farà vedere magari Danny Topazzini, uno di questi. Le pentole in rame appese al soffitto, insomma un sacco di cose che si utilizzavano, alcune di queste si utilizzano tuttora, e quindi dei richiami a quello che è il passato e dei richiami anche a quello che è insomma l'attualità ovviamente. E da quella parte vedete che c'è quel tavolo che veniva usato, visto che c'è anche la dicitura dallo studio del geometra Pietro Bacinello, c'è ancora lo sgabello dove venivano tracciati i disegni tecnici chissà quanti anni fa. L'assessore ci diceva di altri oggetti, questa è una tavola con degli scacchi e questo era un contenitore proprio che veniva messo sopra detto in friulano il seglare, quindi qua di fatto si beveva l'acqua, e anche questi sono oggetti in rame. E questo è un oggetto tipicamente pasquale, consigliere? Certo, questo era uno strumento, la graciule par furlan, che si usava il venerdì santo quando c'era il tacito delle campane per rispetto, i bambini andavano in giro assieme al batecul di un tempo e suonavano, se permettete ve lo faccio sentire. Ed era proprio quella che anch'io da bambino, ma non solo io, anche le generazioni presenti e probabilmente anche Tite Tamon ha suonato quando era bimbo. Ecco, questa è una macchina le prime macchine per la polenta, la pentola andava sul fuoco e qua c'era questo meccanismo, è abbastanza rara e anche molto bella da vedere. Poi ci sono altri accessori, lì c'è la mola per il sale, si metteva il sale grosso e ne usciva il sale fino. Ci sono degli alambicchi, la pisa di raspatrice di un tempo, la cante in friulano, quella che serviva per buttare lo zolfo, quello lì buttava una polvere, non il liquido. E poi ci sono vari attrezzi, la tappatrice. Poi vedo dei bidoni del latte. I bidoni del latte, che quelli erano uso e costume ogni giorno, perché tutti si recavano alla latteria, che era la banca dell'epoca, perché quel formaggio che si produceva in quella latteria era il sostentamento delle famiglie. Perciò la latteria era veramente la banca della famiglia. Allora io direi che abbiamo ancora un minutino, vorrei tornare dallo storico. Bello questo termine usato da Topazzini, la latteria era la banca del territorio. Beh sì, in effetti le nostre latterie sono nate
della nostra zona tutta la fine dell'Ottocento ed è stata la prima forma di cooperativismo che è servita a mitigare l'emigrazione. Ecco, stava esplodendo l'emigrazione e quindi i parroci in particolare promuovevano, oppure anche dall'altra parte i laici di altro pensiero, filosofico e politico, ecco, promuovevano le cooperative, no? E quindi fra le cooperative la prima era la latteria. Allora, grazie, noi adesso ci fermiamo, chiudiamo qua questa quinta parte, riapriremo, credo ci sia ancora un piano che forse vedendo il soffitto ha degli spazi un po' più ridotti, quindi cominceremo da lì la sesta e la chiuderemo raccontandovi del mulino. Sesta parte dello Scrigno, faremo proprio qualche minuto perché voglio chiudere questa puntata in un altro luogo magico che è un mulino che è veramente a 2 passi da qui. Lei mi diceva qualcosa di importante su chi ha costruito la scuola di Giavons. La scuola di Giavons era composta da 2 classi, la prima e la seconda, ed è stata progettata nel 1932 e anche fabbricata poi da Ettore Gilberti, ecco, un famosissimo architetto del Novecento friulano e non solo, anzi nazionale, che ha attraversato i momenti più importanti della storia dell'architettura italiana moderna. Senta, qui una scrivania. C'è il vecchio banco, ecco, dove stavano praticamente 2 alunni e il banco era uno strumento, diciamo, una struttura molto importante. Beh no, questo è uno strumento da falegname, il banco è di là. Ecco, una struttura da falegname, di là invece abbiamo il banco da scuola, dove c'è lo spazio per i 2 calamai. C'erano sempre anche calamari, che poi non è il pesce, e c'era il posto per 2 alunni, ecco, e venivano messi in file uniche o doppie nell'aula a seconda della consistenza della classe. E là non serviva l'apretto o lo stiramire, quelli sono ferri da stiro? Sono ferri da stiro in cui si mettevano le braccia e si scaldava senza elettricità, quindi probabilmente torneremo a quei tempi, ecco, bisognerà stare molto attenti. Così non consumiamo kilowatt? Così non consumiamo kilowatt, ecco, né gas. Senta, lei a casa ha di questo? Senz'altro sì, lo teniamo perché le nonne, almeno mia nonna ce l'aveva ed era uno strumento molto importante che serviva per il decoro, insomma, dell'abbigliamento del marito, dei maschi, ma anche delle donne, ecco. E poi c'è c'è la radio, c'è il mappamondo, la macchina da cucire. In Italia c'era la Necchi, che era molto importante, la Singer, le altre macchine come la Wilner, eccetera, provenivano dalla Germania. Ecco, in ogni casa c'era la macchina da cucire perché naturalmente le donne comperavano la stoffa e i vestiti se li facevano sia per loro che per la famiglia tutta, se li facevano in casa. Vedete, anzi lo sto notando, noi saliamo di piano in piano e ci seguono le persone, è quasi questo luogo ha delle calamite perché c'è questa curiosità di avvicinarsi, vedere un po' più da vicino questi pezzi da museo. Come un pezzo da museo è quello che vi mostreremo tra pochi istanti, ovvero sia il mulino. E come promesso chiudiamo questa puntata dello Scrigno al mulino di Giavons. Se voglio iniziare da questa immagine sacra, livello d'acqua, alluvione, 20 settembre 1920. Adesso andremo da Paolo Nicli e qui praticamente siamo circondati dai Nicli, da questo cognome particolarmente diffuso. Paolo, buonasera. Buonasera.
Allora, intanto dobbiamo dire di che anno è questa struttura. Allora, la struttura, la casa, originariamente abbiamo dati certi che è del 1707. All'esterno è stata trovata, subito dopo i restauri del terremoto, una pietra che riportava questo nome ed è rimasta lì collocata dove è stata trovata. I mulini fanno parte della tradizione della roggia e del corno del comune di Riva d'Arcano da diversi secoli. Il mulino Nicli abbiamo notizie del rogito che è stato fatto per 7 generazioni, è stato della famiglia nostra e quindi si parla della seconda metà dell'Ottocento. E mentre Paolo parla, guardate quella meravigliosa ruota che continua a girare e a dar forza al mulino che intanto lavora. Sono partito da quella Madonnina che ha un significato di tutto rispetto. Sì, diciamo che qui è zona ovviamente di alluvioni, allagabile eccetera. Nel 1920 c'è stata questa alluvione molto importante. Il bisnonno mio, Ernesto, aveva collocato questa Madonna quasi come diciamo così, propiziatoria per il lavoro, per l'attività mugnaia. Pochi mesi dopo è arrivata l'alluvione e si è fermata proprio all'altezza dei piedi della Madonnina. E allora gli hanno chiesto al bisnonno: ma perché non l'hai messa più bassa, così magari l'alluvione si fermava a un livello più basso? Questa è una data importante anche perché ha segnato molti cambiamenti, non soltanto nella storia del mulino, però in tutta la parte del comune di Riva d'Arcano e in quelli limitrofi. Che cosa si macina? Si macinano idee. Qua prevalentemente si macinano idee. Ovviamente il mulino ha una funzione importante, ripristinato nell'ultimo anno da parte di mio papà Enrico, con alcune maestranze locali molto impegnate a questo ripristino, però questo è stato fatto prevalentemente per un uso didattico, espositivo. In qualche modo abbiamo piacere di far vedere un po' la filiera che sta dietro alla panificazione, alla macinazione, alla molitura eccetera eccetera. In particolar modo come spazi in questo momento sono abitati da servi di scena, associazione culturale che da molti anni lavora sul territorio, e qui si macinano idee. Attualmente stiamo ospitando dei laboratori, l'ultimo di architettura, laboratori di teatro, di danza, di musica, di canto, e in questi giorni stiamo facendo l'installazione degli alberi a corde, un'installazione che sarà fatta qui anche in questo fine settimana come dimostrazione aperta al pubblico su questi alberi che suonano. Paolo, tu hai un sogno nel cassetto. Ma lo sto trovando perché mi sono reso conto che in realtà ho sempre fatto il mugnaio, nonostante io lavori prevalentemente in Germania come docente all'Accademia Teatrale, mi rendo conto che il mio lavoro di trasmissione all'interno anche dell'Accademia, il mio lavoro sia di regista che di insegnante, mi porta a pensare alla veste del mugnaio, cioè che è una persona che in qualche modo ti aiuta con il tuo sacco di mais a macinare alcune idee. Poi sta a te decidere se vuoi fare pane e biscotti di quello che sarà il risultato finale. È un esperimento, è un'esperienza che ognuno deve fare, però la veste del mugnaio, come quello dell'insegnante, come quello del regista, ha questa necessità, trasformare attraverso una trasmissione. Io mi sposto un attimo, caro Bassi, e volevo andare a prendere, vado da questa parte, ma questa campana a cosa serve? Questa campana arriva proprio da casa di Tite perché ce l'ha prestata lui, visto che qua tutti i laboratori che facciamo si spostano sia dal boschetto dietro la roggia sia nella parte del capannone dove possiamo lavorare quando c'è una giornata di pioggia come questa, serve proprio per avvisare che c'è l'ora del pranzo o un inizio di attività, quindi in qualche modo senza sgolarsi e purtroppo senza usare, o per fortuna senza usare i cellulari, perché questa è una zona in cui non prende nessuna linea telefonica, nessun cellulare. La campana è un segnale di inizio di qualcosa. La convivialità, l'ospitalità, la residenza artistica in qualche modo è parte di questo lavoro che stiamo facendo in quest'estate particolare. Vedo delle spighe di frumento. Sì, certo, abbiamo
dobbiamo farlo, nel senso che è un altro simbolo, diciamo, che per quanto riguarda le nostre attività che facciamo, e ci piace ogni tanto andare a raccogliere la lavanda o portare delle spighe di frumento o delle pannocchie, adesso che arriverà il momento, proprio per sentirsi ancora più vicini a questa cosa molto contadina, che nonostante siamo artisti, siamo creativi, però questa cosa del macinare idee in qualche modo deve essere ispirata anche a un legame con la natura. E vedete che il mulino continua a vivere. Che nome ha? Questo è il setaccio, che serve proprio per tutta questa che vi racconterò adesso. Vi invito un po' a fare una riflessione su quello che è il passaggio da un pensiero, un simbolismo artistico e creativo nel processo creativo a quello che è il processo di macinatura. Fuori c'è una ruota che gira, che utilizza la forza dell'acqua attraverso una paratia che viene aperta e chiusa per poter permettere l'accesso e il flusso di acqua, e decidere anche quanto deve girare questa ruota. A sua volta è collegata a un albero di trasmissione che porta questo movimento degli ingranaggi, quindi da un movimento di una certa direzione prende l'altro movimento nell'altra direzione, che è quello della macinatura. Tutto questo che viene macinato parte dalla tramoggia, ovvero viene inserita il mais nella tramoggia, che, piccola parentesi, la tramoggia è anche quel luogo che la crusca fiorentina definisce il posto in cui devono essere messi gli elaborati per essere valutati. La tramoggia poi, attraverso la tramoggia passano nelle macine, nelle mole, in cui vengono distanziate a seconda della granatura che si vuole utilizzare, che si vuole produrre, e poi viene mandata attraverso questi setacci e mandata nei sacchi. Allora, io ringrazio per la sua chiarezza il buon Paolo Nicli. Vi invito, lo faccio per te, a passare per Giavonse, magari con le vostre famiglie, venite a visitare questo mulino che, come ha detto prima l'assessore Nicli, si perde nella notte dei tempi. Quindi volevo chiedere a Topazzini, Tosolini, Nicli di venire qui alla mia destra, così diamo la buonanotte, ringraziamo per la cortese attenzione. Topazzini, in maniera telegrafica, come salutiamo i nostri telespettatori? Venite a Giavons, che c'è sempre qualcosa da scoprire. È diventato sintetico Topazzini. E Nicli? Non solo a Giavons, ma a Rivedarcano. Consigliere regionale? Un posto magico, merita di vedere, bisogna visitarlo assolutamente. Non l'avevi mai visitato? No, qui non ero mai stato. Giavons è veramente meraviglioso, un museo eccezionale, gente eccezionale. Grazie al consigliere regionale Tosolini. Queste signore che sono qui, che aspettano di andare a coricarsi, io sono la campana. Caro Bassi, è suonata la campana senza che tu alzi la mano, è finito il tempo, quindi io vi auguro una buona notte e vi ricordo la cortesia che ci ha fatto il sindaco di Moruzzo. Nelle prossime settimane è stata chiusa con ordinanza la piazza e vi mostreremo qualcosa di eccezionale che andrà a occupare la piazza di Moruzzo su quella meravigliosa veduta che abbraccia il Friuli. Buonanotte.